Bene, grazie. Possiamo cominciare. Benvenuti a tutti. Tocca a me aprire questo nostro incontro e mi tocca non per particolari meriti, ma per dovere di ospitalità, ringraziando anzitutto chi ha voluto essere presente, ovviamente in primo luogo quelli che sono con me a questo tavolo. L'Istituto Veneto è molto lieto di questa occasione che vede personalità di indiscutibile prestigio riunite per discutere di un volume di rilievo indubbio, che ha già sollecitato straordinari interessi, fra quanti si occupano di Venezia, ma anche e più in generale per quanti si occupano dei problemi con i quali la nostra cultura deve confrontarsi quasi ogni giorno nel ragionare di un aspetto fondamentale, qual è il nucleo urbano, la città in generale. Così il primo grazie va a Salvatore Settis, che qui fra l'altro è del tutto a casa, essendo socio della nostra accademia, archeologo, storico dell'arte, fra le altre cose attualmente presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. È ben noto a tutti voi per l'impegno che da sempre dedica ai problemi del nostro patrimonio culturale. Poi un grazie anche a chi ha accettato di parlare del suo ultimo volume, anzitutto Giorgio Agamben, filosofo, saggista, con una lunga serie di pubblicazioni uscite con Einaudi, Rizzoli, Feltrinelli, Boringhieri, da ultimo Neri Pozza, ma anche forse certamente anche con altri editori, a partire dall'Uomo senza contenuto del 1970, fino al più recente L'uso dei corpi. L'uso dei corpi di quest'anno, il quarto volume di questa lunga serie, no, più di 4 volumi, il volume quarto non è il tomo quarto perché sono di più, usciti in questo 2014, col quale continua una ricerca cominciata già da molti anni col volume del 95 che appunto aveva il titolo Homo Sacer. E mi piace ricordare anche che dal 2003 al 2009, se non sbaglio, nelle date ha insegnato presso questo istituto universitario di architettura qui in Venezia. Lidia Fersuoc, che a Foscari ha maturato le sue conoscenze professionali di storica e di ricercatrice, è fra l'altro l'anima, con una collega e amica, di una piccola ma deliziosa casa editrice, Corte del Fontego, e a voi è nota, credo, soprattutto come presidente della sezione veneziana di Italia Nostra, che è l'associazione culturale che con più impegno si spende da oltre mezzo secolo per la salvaguardia del patrimonio culturale del paese ed è in prima linea per quanto riguarda i problemi proprio di Venezia. Di Gian Antonio Stella, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, noto a tutti per la lucidità e la costanza con cui affronta i problemi del nostro paese, voglio dire il piacere di averlo di nuovo fra di noi in questa occasione. Chiusa questa presentazione di chi oggi parlerà di questo volume, Se Venezia muore, conviene dire perché proprio in questa sede ne trattiamo, su invito, su proposta della casa editrice Einaudi, ricordando l'impegno di vecchia tradizione rinnovato con forza in questi ultimi tempi da parte dell'Istituto Veneto. Per molti anni ha funzionato presso l'Istituto Veneto la commissione di studio dei provvedimenti per la conservazione e difesa della laguna e della città di Venezia, che in questa materia svolgeva una funzione a livello nazionale, ma questo fino al 1995, quando di fatto cessò di esistere. Da tempo, allora, il sostanziale monopolio nelle ricerche su Venezia e la sua laguna era infatti prerogativa del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico allora con concessione unitaria anche degli studi in materia. Di fatto le altre voci si trovavano messe in un angolo, ma la situazione veniva a modificarsi con la chiusura traumatica della stagione del Consorzio come maestro assoluto del gioco, cioè si riaprivano un po' le carte. Per troppo tempo, all'incirca coincidente con la durata della concessione dello Stato a progetti di salvaguardia, non è esistita a Venezia una vera sede di confronto accademico, laico e scientifico sui grandi temi della salvaguardia che venivano affrontati in quegli anni, non è un caso. L'errore cruciale
di affidare le opere di salvaguardia a un unico concessionario privato, le imbarazzanti debolezze del sistema politico italiano e la demolizione sistematica dell'apparato tecnico dello Stato, un tempo autorevole, pesarono sulla involuzione di un dibattito che restava comunque ampio aperto per la volontà di molti, ma era molto condizionato. È a questa ampiezza di apertura a tutte le diverse posizioni che l'Istituto per l'assoluta libertà intellettuale che lo caratterizza vuole mostrarsi fedele. E in questa prospettiva la presentazione di oggi è un passo fondamentale. E voglio chiarire subito che quella di oggi è una presentazione, non è un dibattito o un confronto, ma l'offerta generosamente accettata dall'interessato di proporre in questa sede le sue ricerche. Altra cosa dunque rispetto ad iniziative anche nostre, come per esempio il confronto delle contrastanti posizioni sulla scottante questione della portualità veneziana. Oggi, a chi vive il problema di Venezia, vogliamo qui offrire materiali prodotti da uno dei più brillanti e noti studiosi dei problemi della salvaguardia del nostro Paese. Noi ci rendiamo conto che nella situazione veneziana attuale, in vista delle elezioni comunali, regionali, si sarebbe potuto ben pensare a un dibattito, a un confronto di posizioni, ma non è proprio questo che abbiamo in mente. Vogliamo mettere a disposizione, quale che sia l'opinione che ognuno di noi ha in materia, il prodotto di uno studio di alto livello che potrà poi certamente essere utile in qualsiasi altra sede ed occasione per ogni possibile confronto e dibattito, magari anche presso di noi. Vorrei allora introdurre a questo punto qualche notazione personale prima di dare la parola ai veri presentatori. Poi sentiremo l'autore. Così la prima considerazione che mi viene da fare è una certa diversità da quanto in altre occasioni proposto da Settis in volumi di intervento per così dire militante, su temi specifici e su argomenti diversi. Anche in questo caso esiste un tema più che preciso, Venezia, ma in realtà il suo scritto, questo suo scritto, che rimane fermamente mirato su Venezia, mi pare anche che vada molto oltre a Venezia. Venezia in questo caso è un parametro fondamentale che direi può essere contraddittorio, ma mi pare concretamente simbolico. La realtà materiale del suo contesto urbano emerge senza dubbio a piene lettere, ma queste pagine costruite su Venezia, partendo da Venezia, vanno molto oltre, propongono una sorta di modello interpretativo generale, così almeno a me pare. Venezia non è la città, una città, ma diventa una sorta di modulo, di prototipo di cosa sia una città finché resta tale o riesce a farlo. La sua unicità da questo punto di vista non è l'eccezione, l'inimitabile, o meglio, non è soltanto tale, è anche la sintesi e l'esplicitazione di cosa può dare anima e ragion d'essere a una entità urbana vera quale che sia. La sua unicità diventa la unicità che sa e deve caratterizzare ogni città che voglia sopravvivere come tale. Testuale, viva narrazione della propria storia, ma anche volto e traduzione in pietra del popolo che la abita, la trasforma, la conserva. Se Venezia muore, io credo che in questo libro sarebbe sbagliato cercare la terapia, il rimedio a una malattia mortale, uno di quei rimedi che qui in ogni stagione vengono proposti dagli operatori più diversi, spesso fantasiosi, spesso sprovveduti, quando non furbastri. Qui c'è altro e c'è di più. Qui, secondo me, c'è l'anamnesi della malattia, quello che è più difficile e anche meno conveniente fare, cioè capire come stiano le cose, senza e prima di voler inventare quelle soluzioni che troppo spesso si fondano sul nulla o sugli affari contingenti o su pulsioni che se va bene sono ingenue, se va male sono stupide o affaristiche. Il libro è per certi versi un fuoco d'artificio, ricchissimo di spunti, di dati, di considerazioni a tutto raggio, stupefacenti quasi nella loro varietà.
è anche, non so come dire, ma duramente spiritoso, quando riprende per esempio i valori dati dalla Gazzetta Ufficiale ai beni pubblici, il nostro archivio di Stato che vale 1.719.864 euro, o il Monte Cristallo che vale 1.474.262 euro e 92 centesimi, il Colosseo che vale quello che varrebbe quel terreno se ci si costruisse un grattacielo, o altre cose, anche quelle un po' tristemente amene, come il progetto belga del 2010, Acqua Alta 2060, presentato alla Biennale di allora, che salvava Venezia dalle acque, testuale, con una corolla di grattacieli costruiti sopra isole artificiali che, circondando la città, la proteggono dalle maree e la ripopolano di veneziani. O le dozzine di Venezie rimodellate in giro per il mondo, spesso volendo essere più veneziane della stessa Venezia, perché sono il concentrato, sarebbero il concentrato di Venezia. Ma portare di più non sono i richiami paradossali come quello che da Venezia, sulla rivista Urbanistica, proponeva che la trasformazione di Venezia in una Disneyland potrebbe segnare il passaggio ad un modo di vivere più creativo, più allegro, più festoso. Era un suggerimento degli anni '80, ma è un suggerimento ripreso oggi, sia pure in scala minore, per il progetto di Veniceland, il parco divertimenti tematico, naturalmente storico e culturale, su Sacca San Biagio, che aveva trovato incredibile udienza persino all'Università Ca' Foscari. Siamo sempre pronti a tutto. Ripeto, non sono questi passaggi di fondo del volume, ci colpiscono per essere paradossali, ma importare sono piuttosto, a mio vedere, le analisi concrete, le considerazioni di base, i parametri interpretativi della realtà, quelli che dicevo sono indispensabili per capire il passato, il presente e progettare il futuro. Per chiudere queste mie parole vorrei dirvi l'impressione ricevuta già nelle prime righe della prima pagina, dove si elencano i 3 modi in cui muoiono le città. Quando la distrugge un nemico spietato, quando un popolo straniero vi si insedia con la forza, scacciando gli autoctoni e i loro dei. Infine, quando gli abitanti perdono la memoria di sé. Per me è fulminante, sempre per quanto riguarda l'anamnesi. Quando Venezia finisce. In 3 parole ho trovato riassunta una mia lunga convinzione, che è largamente non condivisa. Per questa città la fine inizia quando, per disattenzioni, speculazioni, speranze, ignoranze, decide di non essere più una città compiuta, ma un pezzo di una costruzione artificiale voluta a tavolino, disegnata sulle mappe. Ma questo è tutto un altro discorso e oggi dobbiamo parlare del libro. Ad altri momenti eventualmente i dibattiti e i confronti. Ora dobbiamo festeggiare uno scritto che, comunque la si pensi, ci obbliga a ragionare con intelligenza, cultura, abbondanza di elementi che arricchiscono senz'altro le nostre percezioni della realtà che viviamo. E di questo credo dobbiamo essere grati all'autore. Grazie. E a questo punto darei la parola al primo degli interventi previsti, quello del professor Agamben. Grazie. Se dovessi riassumere per voi in poche parole che cos'è questo libro, che cosa mi pare essere questo libro, credo che direi che si tratta della descrizione lucida, appassionata e precisa di una peste, della peste che si è abbattuta su Venezia e non solo su Venezia, ma forse sulle città degli uomini. Ciò significa che questo libro va letto, mi sembra, con la stessa inquietudine con cui si legge la descrizione della peste di Atene alla fine del De Rerum Natura o quella del secondo libro di delle storie di Tucidide che è servita da modello a Lucrezio. Dico peste, ma questa non è soltanto un'immagine, una metafora. No? Come Settis stesso suggerisce, si tratta di qualcosa di altrettanto e forse più letale di una peste. Ad esempio della peste che spopolò Venezia nel 1630,
portandola da 140.000 abitanti a 90.000. Ho detto più letale perché mentre bastarono poche decine di anni allora per ripopolare la città, è difficile oggi anche soltanto immaginare quanto tempo sarà necessario e soprattutto se sarà possibile ripopolarla. La grande differenza con la peste del 1630 è che la peste di oggi non è un'epidemia, ma un fenomeno endemico, cioè qualcosa che si è stabilizzato e organizzato grazie all'azione di forze che agiscono come untori interessati, che hanno prodotto il mostrum di un malato che deve nutrirsi dei bubboni e dei veleni che lo uccidono. Perché credo che questa sia oggi quello che si pretende da Venezia, che essa viva di ciò che la fa morire, cioè di quella monocultura turistica che ha distrutto e continua a distruggere il tessuto sociale della città, come Settis mostra molto bene nel libro. Proprio la descrizione, l'analisi circostanziata di questo processo di appestamento mi pare essere uno dei primi meriti del libro di Settis, in particolare del processo che ha portato il rapporto turisti-cittadini a 600 e a 1. Naturalmente le responsabilità degli amministratori sono evidenti, anche perché, come mi ha confidato anni fa un funzionario dell'amministrazione Cacciari, il Comune sa benissimo che a Venezia il 25% dei turisti porta il 75% del reddito e che quindi una disciplina del turismo sarebbe possibile senza dare alcun danno economico alla città, anzi, dato che quel 75% costa un'enorme spesa di pulizia, facendo anzi guadagnare più soldi. In ogni caso questa è la situazione di Venezia come città appestata. Ecco, che cosa ha reso possibile il diffondersi e lo stabilizzarsi dell'endemia? Io lascio, credo, a chi è più competente di me il problema della identificazione e della denuncia degli autori, cioè il problema della responsabilità politica e giuridica della classe che ha governato e governa Venezia. Anche in questa prospettiva, del resto, il libro di Settis non risparmia indicazioni utili. Ecco, credo che invece per quel che mi concerne, la cosa che posso fare è attenermi a quel che ho imparato nei miei ormai in circa 40 anni di ricerca, no? E mi sembra che qualcosa che riguardi anche il problema della città ci sia in questo. Se dovessi compendiare in una formula che cosa ho imparato dalle ricerche o qual è il risultato di metodo delle mie ricerche, direi che l'idea che le ha guidate è che l'archeologia è la sola via di accesso al presente. Come ha scritto una volta Michel Foucault, l'indagine storiche che facciamo non sono che l'ombra che l'interrogazione rivolta al presente proietta sul passato. Ecco, questo mi pare un punto importante. Io credo che è cercando di comprendere il presente che gli uomini, almeno noi uomini europei, ci troviamo costretti a interrogare il passato. Ho precisato noi europei perché mi sembra che, ammesso che la parola Europa abbia un senso, oggi, come è evidente, questo senso non può essere né soltanto politico, né soltanto religioso, e tantomeno economico, ma consiste forse in questo, che l'uomo europeo, a differenza forse degli asiatici e degli americani, per i quali la storia e il passato hanno un significato diverso, l'uomo europeo può accedere alla sua verità solo attraverso un confronto col passato, solo facendo i conti con la propria storia. Ecco, quello che volevo dire è che la crisi che ha investito le città e la cultura italiana o dell'Occidente è una crisi nel rapporto col passato. Questo passato non è semplicemente un patrimonio di beni spesso impropriamente definiti culturali, a me non piace per nulla l'espressione beni culturali, di cui si potrebbe, come di tutti i beni, disporre. È piuttosto per gli europei un elemento antropologico costitutivo, che definisce a tal punto il loro essere e la loro verità che si possono accedere a questi solo archeologicamente, solo guardando indietro, facendo i conti col passato.
Di qui la natura particolare del rapporto che lega gli europei alle loro città, alla loro arte, al loro paesaggio. Non si tratta di conservare memorie o eredità di cui si potrebbe eventualmente anche fare a meno. In questione è la sola possibilità per una cultura di restare viva. Adesso credo che è per questo che, distruggendo le città tedesche, gli alleati sapevano di cancellare l'identità della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, e oggi, distruggendo il paesaggio italiano o trasformando le città in una terra di nessuno per il turismo, gli speculatori e i governi sanno di attentare alla stessa sopravvivenza della realtà che si suole chiamare Italia. Per questo mi pare che la crisi che stiamo attraversando è così minacciosa, no? Come dovrebbe essere evidente nello smantellamento delle sue istituzioni universitarie e nella museificazione crescente della cultura, non si tratta di un problema economico, come sapete economia è oggi una parola d'ordine, non un concetto, bensì appunto una crisi radicale nel rapporto col passato, poiché ovviamente il solo luogo in cui il passato può vivere è il presente, e se il presente non sente più il proprio passato come vivo, se gli abitanti della città dimenticano la loro città, come Settis ha suggerito, allora i musei, le università e tutte le pratiche e le istituzioni che concernono la trasmissione del passato diventano luoghi problematici. Molti anni fa un filosofo che era anche un alto funzionario del governo francese, si chiamava Alexandre Kojève, sosteneva che l'Homo sapiens era giunto alla fine della sua storia e a questo punto due sole possibilità gli sembravano possibili. Naturalmente era un pensatore anche molto ironico. La prima possibilità era quella che lui chiamava la rianimalizzazione dell'uomo alla fine della storia. E come esempio di questo ritornare animali dava The American Way of Life, gli americani sono un esempio, secondo Kojève, di questa possibilità dopo la fine della storia. La seconda possibilità che gli era venuta in mente dopo un viaggio in Giappone era quello che lui chiamava lo snobismo giapponese. Kojève aveva visto che in Giappone i giapponesi continuavano a celebrare le loro cerimonie del tè, eccetera, però svuotate da ogni significato storico, per puro snobismo, suggeriva. Ecco, io credo che tra queste, se prendiamo l'esempio di queste due possibilità che Kojève vedeva alla fine della storia dell'umanità, io credo che tra un'America appunto rianimalizzata integralmente e un Giappone che si mantiene umano solo a patto di rinunciare a ogni contenuto storico, l'Europa potrebbe fornire l'alternativa di una cultura che resta viva e attuale anche dopo la fine, per così dire, della sua storia, perché è capace di confrontarsi con la stessa sua storia nella sua totalità e di attingere da questo confronto vita e nutrimento. Qui vorrei fare una considerazione che mi sembra importante. Contro l'idea ovvia che quando qualcosa finisce, giunge al suo compimento, cessa di essere interessante, e che quindi per esempio in Europa noi diremmo che oggi le grandi potenze spirituali che hanno guidato la storia d'Europa, l'arte, la religione, la politica, la filosofia, sono giunti al loro compimento, e contrariamente all'opinione comune io ritengo che proprio quando qualcosa ha fatto il suo tempo, quando qualcosa è giunta al suo compimento, proprio allora diventa veramente attuale e interessante. Anzi urgente, perché proprio ora ci appare nella sua pienezza e nella sua verità, nella pienezza del suo sviluppo storico, e da questa possiamo attingere appunto una nuova vita. Quindi la nostra, per me, non è un'età post-storica, come si cerca di suggerire, in cui nulla può accadere, in cui nulla si vuole che accada, ma una storia, una situazione epocale in cui forse invece tutto è ancora possibile. Ecco, mi pare che una delle indicazioni che si possono trarre, almeno che io ho tratto dalla lettura del libro di Settis, è che solo ritrovando, al di là della museificazione crescente dei centri storici, un rapporto vivo col proprio passato, si potrà arrestare la peste.
Qui già l'idea della città come centro storico, che prendiamo come ovvia, no? Invece come mai le città sono diventate centri storici? Perché proprio ciò che dovrebbe essere il nucleo vitale di una città diventa qualcosa che viene consegnato soltanto al turismo e al museo, no? Invece di diventare il luogo, il centro vitale. È in questa prospettiva che ho letto le analisi, direi proprio straordinarie, concrete, che Settis fa della fitta trama di memorie e racconti, istituzioni e progetti, rapporti economici, rapporti umani di ogni genere, che costituiscono la vita di una città. O, mi pare quella che Settis chiama con un'immagine felice, l'anima di una città in relazione al suo corpo. Un'altra immagine che Settis usa nello stesso senso è città di mura e città degli uomini, anima e corpo, aspetto tangibile, forma invisibile, dice anche di una città. In una città questi sono distinti, ma sono e devono restare inseparabili. Ecco, io vorrei concludere la mia presentazione proprio con una riflessione su questa polarità, su questi due aspetti che emerge con chiarezza dal libro di Settis. Vi proporrei di chiamare questi due poli, questi due aspetti distinti e inseparabili della vita di una città, abitazione e costruzione, abitare e costruire. L'uomo, come sapete, è un animale che abita. Io non so se, come suggerisce Ivan Illich, si possa fare anzi dell'arte di abitare ciò che distingue proprio gli uomini dagli altri viventi. Ma come risulta dal fatto che in molte lingue vivere e abitare sono sinonimi, è certo, io credo, che la capacità di abitare è inseparabile dall'uomo. Pensate alla ricchezza semantica di questo verbo abitare. Abitare in latino è un intensivo di abeo, avere, e racchiude in un'unica forma il modo di vita, l'habitus, l'abitudine, l'aspetto esteriore, la capacità costitutiva di un certo essere vivente, proprio i suoi abiti, la sua abilità. Ecco, quindi l'uomo è un animale che abita, ma è anche un animale che costruisce. E il nesso e insieme la distinzione di queste due capacità costitutive dell'uomo definisce, credo, la vita della città, e non solo della città. In quel capolavoro della linguistica del Novecento, che è il vocabolario delle istituzioni indoeuropee di Benveniste, questo grande linguista ha mostrato che i termini indoeuropei che designano la casa fanno convergere in una stessa radice, che ha la forma dem, due nozioni distinte. Da una parte la casa abitazione, che in latino si dice domus, ed esprime un'appartenenza sociale, è una condizione individuale, e dall'altra invece la casa edificio, la casa costruzione, che in latino si dice edes. Ecco, secondo Benveniste si tratta di due nozioni distinte, anche se tendono nell'uso a confondersi. La casa abitazione e la casa costruzione, anche se possono appunto coincidere in uno spazio, esprimono, dice Benveniste, due realtà diverse. Domi, in latino, non significa trovarsi in un certo edificio, significa sentirsi a casa, appartenere a un certo contesto sociale. E che suggerirei di svolgere le considerazioni di Benveniste nel senso appunto che la distinzione e insieme l'articolazione di questi due significati della radice dem sono essenziali per la vita di una città. E mi sembra che una descrizione corretta della condizione presente delle città e della vita degli uomini consisterebbe nel dire che a un certo punto, per ragioni da vedere, il nesso che unisce abitazione e costruzione si è spezzato. Io credo che questa definisca la vita oggi della città e anche di Venezia. Una volta che gli uomini abbiano smarrito la consapevolezza di questa connessione, tanto la facoltà di abitare che quella di costruire cominciano a degradarsi. Per la situazione che risulta da questa rottura c'è un esempio drammatico di cui si tende a non parlare, che invece dovrebbe essere scritto come un monito sulla porta di tutte le facoltà di architettura.
del campo di sterminio di Auschwitz ci sono rimasti i progetti e le planimetrie. Esse sono firmate da un architetto, Fritz Erle, che aveva fatto i suoi studi al Bauhaus. Nel 1972 fu sottoposto a un processo insieme al collega con cui ha firmato il progetto e fu assolto. Ecco, la domanda che ci si può porre a questo punto è: com'è possibile che degli architetti, della cui serietà professionale quindi non è possibile dubitare, abbiano potuto progettare un edificio che in nessun caso sarebbe stato possibile abitare, in cui mai ci sarebbe potuti sentire a casa? Ecco. Che cosa può essere una costruzione che si fonda sull'impossibilità di abitare? Ecco, però mi sembra che è proprio questo modello che oggi si afferma nel mondo. L'abitazione decade a un pacchetto alloggio risultante da un certo numero di metri quadri più servizi, e la costruzione diventa il monopolio di un numero ristretto di tecnici che confezionano e decidono come ripartire questi pacchetti. Ancora meno interessante mi sembra il fatto che celebri architetti si specializzino nel costruire edifici che in nessun caso potranno essere abitati. È curioso, se ci pensate, che oggi la massima aspirazione di un grande architetto è costruire un museo. Vedete il luogo, che drammatico significato che ha il museo. Il museo è veramente oggi la cifra della situazione della nostra cultura e della rottura fra abitare e costruire. Ecco, mi sembra che il libro di Settis, con la sua ricostruzione minuziosa di che cos'era e che cosa può essere una città, ci invita con forza non solo a riflettere su questa separazione fra abitare e costruire, ma anche a rifiutare con decisione i modelli che vengono proposti da più parti per il futuro della città, che in genere sono sempre solidali di questa separazione. La critica puntuale che Settis fa del modello delle megalopoli come Chongqing, il suo tentativo di mostrare come Venezia potrebbe fornire un modello alternativo per la vita delle città, mi sembrano in questo senso esemplari e preziosi e richiedono di essere continuati. La perdita della capacità di tenere insieme abitazione e costruzione non è infatti un fenomeno ineluttabile, iscritto nello sviluppo della specie umana. Come sempre avviene, invece, è soltanto un fenomeno storico, di cui è possibile individuare e descrivere le cause e prevedere le conseguenze. Ecco, io credo che l'esempio di Settis ci invita a fare questo. Grazie. Grazie, pregherei ora la dottoressa Fersuok di dirci quali considerazioni ha fatto vedendo quel libro. Allora, perché il professor Settis ha sentito la necessità di scrivere questo libro, e solo una pressante necessità può spingere a scrivere un testo così stringente e lucido nella passione che lo anima. E ce lo dice nelle prime pagine, cito: «Se la città è la forma ideale e tipica della comunità umana, Venezia è simbolo supremo di questa stessa densità di significati». E ancora: «Pensata per la vita associata e costruita per durare, la città è il luogo deputato della progettazione del futuro. Perciò la dissoluzione della città storica, il pensiero unico delle megalopoli, la messa al bando della diversità dei modelli urbani, impongono nuove rotte alle pratiche di cittadinanza, trasformano profondamente non solo le città, ma anche ogni discorso pubblico sull'economia, sulla democrazia e sull'eguaglianza». E quindi il discorso sulla città storica in particolare, e sul modello per eccellenza della città storica Venezia, concerne il nostro futuro, e ciò che avviene a Venezia è paradigmatico e trascinerà con sé il futuro di tutte le altre città storiche. Questa epifania delle virtù urbane che tutti riconoscono in Venezia rischia di essere oscurata, annullata, rischia di sparire. Nei tre modi in cui può morire una città, quello che è molto calzante per Venezia è l'oblio di sé, che Settis scrive non vuol dire solo dimenticanza della propria storia, bensì
mancata consapevolezza di qualcosa che è sempre più necessario, il ruolo specifico di ogni città rispetto alle altre, la sua unicità e diversità, virtù che nessuna città possiede quanto Venezia. Nel caso di Venezia, però, più che oblio parrebbe essere una sorta di beneficio indotto da forze esterne che trarrebbero vantaggi economici dall'annientamento del modello veneziano di civiltà. Come valutare le sorprendenti parole del sottosegretario Baretta riportate nel libro di Settis? Venezia non deve rinunciare allo sviluppo, bisogna uscire dalla trappola della conservazione. Lo sviluppo agognato porta introiti e dunque voti. Ma accanto a questi interessi elettorali, il bisogno di modernizzazione della città è sollecitato dal tipo di turismo che inonda Venezia. Settis scrive: l'allargamento globale dei nostri orizzonti genera il bisogno di fare esperienza diretta di uno spazio urbano altro dal proprio, con le sue diverse modalità dell'abitare e del vivere. Ma il 75% di chi va a Venezia non si ferma più di un giorno. Dunque la maggior parte dei visitatori probabilmente non avverte la necessità di avvicinarsi alla storia, al passato che ha generato questo mirabile episodio urbanistico. A essi basta consumare l'esperienza di Venezia in un attimo, un'impressione, uno sguardo da lontano che non perde tempo, e qual vista migliore se non dall'alto. Ricordo quanto narrava Mazzariol sul primo arrivo in città di Le Corbusier. Al momento di prenotare l'albergo, Le Corbusier si sincerò che la sua stanza avesse una splendida vista veneziana, ma aprendo le finestre vide di fronte solo un muro scrostato e in alto un po' di cielo. Alle sue rimostranze la locandiera rispose che quella era una tipica vera vista veneziana e Le Corbusier dovette convenire. Invece, secondo Settis, lo sguardo dall'alto corrode l'antica forma urbis, degradandola a relitto di un passato da sconfiggere, spettandoci sopra. E come conseguenza è la profanazione di Venezia. Oltraggiare Venezia, cito questa volta da un suo testo apparso su Repubblica, non è una conseguenza non prevista, ma il cuore del progetto. È essenziale profanare questa città gloriosa che infastidisce i sacerdoti della modernità. La profanazione, anzi, la visibilità della profanazione, ha una forte carica simbolica. È uno statement di ipermodernità rampante e volgare che si vuol prendere la rivincita sul passato. Umiliare Venezia guardandola dall'alto di una mega nave o di una super terrazza a piombo su Rialto o di un grattacielo a Marghera. La visione dall'alto ora è giunta alle conseguenze estreme nel fondaco dei tedeschi acquistato da Benetton. Umiliare la forma della città, umiliare i suoi individui architettonici. Cito: profanare un edificio storico è parte del forte progetto simbolico commissionato da Benetton. Contro il progetto di Colas, che modifica profondamente l'edificio con l'inserzione di un piano in più, un foro nella parete di fondo, alto 2 piani e una mega terrazza. Abbiamo fatto ricorso al TAR e ora aspettiamo la sentenza. Ma pochi giorni fa Colas, nel presentare il volume Architetture contemporanee a Venezia alla Fondazione Querini, sostenne: la modernità sola può decidere cosa tenere e cosa buttare del passato, e contemporaneamente affermando che il fondaco è un edificio completamente ricostruito negli anni 30 e che non è rimasto nessun elemento autentico. Ma cosa legittimerebbe il suo intervento? La modernità o il fatto che sia un edificio completamente ricostruito? E a parte il fatto che Mario Piana ci ha segnalato le moltissime iscrizioni lapidee piene di graffiti, di nomi, sigli, segni di mercatura che nei secoli hanno inciso i mercanti tedeschi, ma anche fosse rifatto, e non lo è, Settis ricorda quanto scriveva Plutarco nella vita di Teseo sulla nave dell'eroe conservata ad Atene. Via via che il legno antichissimo si deteriorava, nuove tavole venivano inserite al posto delle vecchie. Perciò i filosofi usavano la nave di Teseo come esempio di indeterminatezza nel discorso della crescita. Alcuni dicono che è sempre la stessa nave,
Altri sostengono che non lo è. La nave visibile e tangibile cambia via via che le tavole vengono sostituite, e però resta la stessa, se ogni tavola è identica a quella che sostituisce e se non muta l'intangibile forma d'insieme. È il paradosso, continua Settis, della conservazione secondo il modello orientale esemplificato al meglio dal Tempio di Isa in Giappone, che almeno dal VII secolo viene ritualmente distrutto e riedificato tal quale ogni 20 anni, ogni volta salvaguardando una sola colonna, sempre diversa della costruzione precedente, per cui il tempio più antico del Giappone non ha mai più di 20 anni. Nella cultura giapponese il marchio di autenticità non spetta alla materialità di un oggetto, di un edificio, ma piuttosto alla sua verità formale. E la verità formale del Fondaco è giunta fino a noi come reinterpretazione rinascimentale veneziana del Fondaco orientale. Ma il caso del restauro-distruzione del Fondaco non è isolato. Il restauro di un'architettura monumentale a Venezia non è più un semplice gesto filologico, ma una rilettura. Non per nulla la mail di invito alla presentazione del volume esordiva con una domanda di Tadao Ando, quando gli proposero il progetto: ma si può fare architettura moderna a Venezia? La punta della dogana ora di fatto è un'opera di Ando, così come il Fondaco dei tedeschi è definito il progetto di Kulas e sarà un'opera di Kulas. A Venezia, scrive Settis, nessun architetto può ignorare che la città si sta svuotando e dunque nessun architetto dovrebbe mai prestarsi a costruire nulla che favorisca la morte della città storica, negandole l'unicità. La riflessione sul corpo vivo della città, sui cittadini, sulle loro esigenze, che possono non collimare con le visioni dei grandi architetti, può aiutare noi superstiti abitanti a ritrovare un senso, una dignità e una forza unitaria nell'agire, nel difendere ciò che Settis chiama il diritto alla città. Convivono, scrive, nella nostra esperienza, una città di mura e una città di uomini, e nella città degli uomini c'è un'anima, quella della loro comunità, una città invisibile, ma non per questo meno forte e importante. La città invisibile, la comunità, saldamente tessuta dai fili invisibili delle sue storie, della storia dei suoi cittadini, però sta morendo. Quante volte abbiamo sentito dire dei palazzi cittadini è stato trasformato in albergo, ma piuttosto che cadesse a pezzi. Cosa opporre a chi argomenta così? Ca Corner della Regina oggi è perfettamente restaurata, ma non è più della città. Se abbandoniamo al mercato un palazzo che è parte della nostra storia, come ha detto Montanari in occasione di altre privatizzazioni, l'avremo perduto anche se sarà perfettamente conservato. Per questo, perché Corner, Italia Nostra ha fatto ricorso al TAR, ma i veneziani non si sono mobilitati, non si sono resi conto che il cerchio si stava stringendo attorno a loro. E ora ecco il salto di qualità che ci si poteva aspettare. Si mettono in vendita non solo edifici provvidenzialmente già vuotati, ma anche edifici vissuti, pieni di storia, di funzioni, di valori per la cittadinanza, di futuro. Con 2 ricorsi siamo forse riusciti a sventare la cessione, avversata da docenti, studenti e personale non docente, dei 3 palazzi storici di Ca' Foscari, in cambio di un unico fabbricato recente inadeguato alla necessità dei dipartimenti che si volevano accorpare. E il giardino di uno di questi edifici storici era usato dai bambini della vicina scuola. Sull'Espresso Turano commentava desolato che le 3 sedi storiche erano state ritenute inutilmente belle, cioè sprecate per gli studenti, il futuro dei quali, che è il nostro, non interessa, è qui, è l'oggi che conta, e i saldi di fine anno del commissario liquidatore lo confermano. Il 25 novembre il commissario ha deciso di alienare entro l'anno una delle ville Riola Giudecca, sede dell'Università dell'Arte. Anche in questo caso il giardino è utilizzato dai bambini della scuola vicina. E ora è la volta delle procurative di Piazza San Marco. E nel cittadino monta il convincimento che ci sia un disegno predefinito,
La bellezza, che in fin dei conti è solo un accidente, un esito del nostro modo di vivere, della nostra civiltà, ha ora un prezzo e i veneziani non possono pagarlo. Meglio dunque delocalizzarli in terraferma, affinché tanta ricchezza e bellezza possa essere messa nelle mani di chi la sa fruttare. Incalza Settis. La monocultura del turismo esilia i nativi e lega la sopravvivenza di chi resta e della città stessa quasi solo alla voglia di servire. Ai cittadini di Venezia è lasciato un ruolo residuale e gregario, agognare qualche beneficio economico purché accettino il suicidio della loro città. E invece quel patrimonio ci spetta di diritto, come abbiamo, sostiene ancora Settis, il diritto all'integrità della laguna, che in millenaria simbiosi ne accompagna la storia e la vita. E mi preme sottolineare, Settis scrive laguna con l'iniziale maiuscola per darle forza di idronimo. Chi vuole scavare il Contorta, un nuovo canale portuale in laguna centrale, ben sapendo, perché fior di studi lo provano, che sarebbe esiziale per la laguna, ha definito Venezia un quartiere. E Settis scrive: l'ipotesi di fare di Venezia un quartiere fra i tanti di una qualche Veneto City la svilisce a residuo fossile di una dimensione tramontata del vivere sociale. Venezia invece è una città compiuta anche nella sua periferia, unica, anzi suprema anche in questo, precisa Settis. Venezia è ancora dentro la sua cinta di mura d'acqua, la sua periferia, cioè la campagna qui fatta d'acqua, esiste ancora e la città non è stata soffocata dalla cintura informe delle periferie. Ma, si chiede, la metamorfosi dell'Italia da terra di città in nebulosa di periferie eroderà anche l'unicità di Venezia? Purtroppo è già successo. Si è rotta l'inscindibile unità del paesaggio e si chiama waterfront, ora la gronda lagunare, e il nome nella sua sfolgorante modernità ammicca e prelude all'arrivo di nuove modernità e sviluppi, nuove edificazioni, banchinamenti, ponti intermodiali, porti, autostrade, svincoli scavati nel corpo vivo della laguna. La laguna continua a venire considerata come terra di nessuno, da piegare agli interessi dei potenti di turno, il porto e l'aeroporto, che da concessionari dello Stato e nel vuoto della politica sono diventati di fatto soggetti politici propositivi, un potere enorme che lo Stato non contiene. E ancora, nella totale assenza della politica a Venezia, si vogliono far passare velocemente progetti che ipotecheranno il futuro della città. Parlo anche dell'Arsenale. Le scelte che si faranno su quello straordinario spazio saranno l'ultima occasione per invertire la rotta. I cittadini chiedono che l'Arsenale torni ad essere il centro propulsore della vita cittadina e il suo riscatto come polo della civiltà del mare, dove possono trovare sede centri di ricerca, musei e attività tradizionali legate al mare. E invece il commissario e i suoi sub vogliono imporre in fretta un documento direttore con la scusa fasulla dei fondi europei che spiana la strada alla svendita a bocconi ad aziende, senza un progetto, un'idea complessiva degna di ciò che fu il motore della grandezza di Venezia, la più gigantesca svendita della città. Dice Settis, contribuendo al processo di smantellamento dello Stato, le stesse istituzioni che dovrebbero presidiarlo lo tradiscono impunemente, si trasformano da custodi del pubblico bene in alfieri degli interessi privati. Ma se le istituzioni, lo Stato, i commissari sono contro la città, tocca a noi. Cito le conclusioni di Settis. Ai veneziani, ma anche ai cittadini del mondo che hanno a cuore Venezia, spetta un compito vitale e una grave responsabilità: mostrare e dimostrare che la diversità e bellezza non sono una pesante eredità del passato, ma uno straordinario dono per vivere il presente e una straordinaria dote per costruire e garantire il futuro. Perché se Venezia muore, non sarà solo Venezia a morire, morrà l'idea stessa di città, la forma della città come aperto e vario spazio di vita sociale, come creazione di civiltà, come impegno e promessa di democrazia. Per questo dobbiamo dire basta, usciti da qui,
Cerchiamo tutti insieme di riannodare i fili smagliati della nostra città invisibile. Grazie anche per questo bell'intervento. La parola a Gian Antonio Stella. Grazie. Allora, ho visto lavorare più volte, come dire, dal vivo Salvatore Settis, nel senso che siamo andati a vedere insieme alcune cose. Ricordo una visita alla villa di Poppea a Oplontis, terrificante, perché il direttore non aveva neppure le chiavi del magazzino per poterci mostrare 2 o 3 cose. Insomma, lì altre cose abbiamo fatto insieme, abbiamo visto, insomma, quello che ha di grande Salvatore Settis è che unisce, come dire, una cultura enciclopedica straordinaria che spazia, voglio dire, ben oltre l'archeologia e ben oltre la storia dell'arte, anche a una capacità di andare coi piedi e a vedere le cose sul posto. Ecco, domani, per dire, va a vedere Altino e gli sarà interessante, voglio sentire cosa trarrà da questa visita dopo tanti anni che c'è stato. Il libro, a leggerlo, adesso io non lo voglio riassumere perché molto è stato detto e poi tocca anche al professor Settis parlarne, però insomma a me ha fatto venire in mente una cosa terrificante, cioè una battuta terribile detta dal generale Mladic mentre bombardava Ragusa, l'antica Ragusa. Allora un giornalista, credo britannico, gli chiese: ma generale, dice, si rende conto che sta bombardando Ragusa? E lui rispose con un ghigno: la faremo più bella e più antica di prima. Ecco, questa idea di Mladic, certo non così brutale, no? Non così volgare, ecco, è una cosa che ha accompagnato Venezia molte volte, no? In questi anni. Vorrei ricordare che fra le tante cose strampalate che qui vorrei ricordare per dare un'idea anche di come poi Settis sia andato a lavorare su una materia quanto mai viva e anche ricca di paradossi pazzeschi. Forse l'idea più surreale è di quella di un signore che aveva previsto di spostare i turisti con un sistema di posta pneumatica. Cioè uno arrivava a Piazzale Roma, veniva messo in un bussolotto e diceva: dove va? Dice B4, grazie. Premeva un bottone, partiva la posta pneumatica con dentro il passeggero che usciva poi a spruzzo da qualche parte della città. Ma ne hanno fatte di tutti i colori. Allora, perfino si sono esercitati anche così uomini importanti. Vorrei ricordare che Napoleone, abbattuta la Serenissima Repubblica e bruciato il Bucintoro, immaginò di prolungare la vecchia via Eugenia al castello fino alla striscia di terra del Cavallino. Ma ne abbiamo viste di tutti i colori, quelli, insomma, non occorre essere particolarmente anziani per ricordare alcuni progetti sull'Expo del 2000, che non si è fatta, dove si era immaginato di fare dei padiglioni costruiti su chiatte, serviti da tappeti volanti tra isole artificiali, teatri galleggianti e raggi laser. E l'autore del progetto dice: mi sto divertendo molto. E questa frase, questo divertissement su una cosa che minacciava di essere fatta davvero, è una di quelle che poi ha contribuito a far saltare il progetto. Insomma, tanto per ricordare qualcosa, al di là della più famosa invettiva marinettiana sul coprire d'asfalto il Canal Grande, c'è chi ha proposto di fare finte colline in piazza San Marco, autostrade sublagunari con parcheggi sotterranei, stazioni ferroviarie fino all'isola di San Giorgio e così via. Cioè, come ha scritto anni fa Alvise Zorzi,
è uno di quelli che più sono intervenuti, assieme a Indro Montanelli e tanti altri, su Venezia, c'è sempre stata l'idea di costringere Venezia ad adeguarsi ai tempi, no? I tempi cambiano, quindi Venezia deve adeguarsi ai tempi. E in questo senso fu fatta una mostra molti anni fa a Venezia molto interessante, coordinata da Gian Domenico Romanelli, in cui ci sono alcuni esempi che vale la pena di ricordare. Allora, Alvise Cornaro, a metà del Cinquecento, voleva trasformare la laguna in una specie di lago artificiale e cingere tutta Venezia di mura bastionate, interrotte da 5 porte erette su un terrapieno. Più o meno negli stessi anni gli architetti si sbizzarrirono nel disegnare il futuro ponte di Rialto, qualcuno a 5 arcate, Andrea Palladio con 3, e ne resterà traccia in uno dei capricci del Canaletto che sicuramente Settis ricorda, ma anche del Guardi e del Moretti. 200 anni dopo Vincenzo Coronelli propone di costruire un gigantesco ponte di negozi, porticati e trattorie, interrotto da 3 meccanismi mobili per far passare le navi, che unisca San Marco con la punta della dogana e da lì con la Giudecca. Ma il progetto, il secolo che più scatena la fantasia dei modernizzatori, è l'Ottocento. Un certo ingegner Medail vuol coprire un po' di calli con lastre di vetro assicurate all'altezza del tetto delle case. Il prefetto Torelli chiede al comune che venga costruita per unire San Marco a Sant'Elena una via pensile lungo la riva degli Schiavoni, larga 8 metri, percorribile in carrozza a cavalli e sostenuta da 800 colonne di ghisa piantate nell'acqua. Giuseppe Picotti lancia l'idea di una strada che, sistemata interrando il Rio della Sensa, penetri nel centro della città con un ampio piazzale alberato di fronte alla Scuola della Misericordia, dove dovrebbe sorgere la stazione per le carrozze. Il cavaliere Antonio Baffo presenta il piano per un ponte di ferro che, attraversando la laguna e passando per le isole di Murano e San Michele, imbocchi le fondamenta nuove e quindi, sventrando un po' di edifici lungo un tracciato, virgolette perché questa è indimenticabile, un tracciato privo di alcuna memoria storica che meriti di essere conservata, parla di Venezia, sbuchi in campo Sant'Apostoli alle spalle di San Marco. L'ossessione per un certo periodo è stata quella di portare la locomotiva fin dentro Venezia, dentro. Giuseppe Iapelli suggerisce di far scendere i binari lungo le zattere, creando uno scalo commerciale con enormi docks alla londinese, una stazione ferroviaria alla punta della dogana, un ponte sospeso a catenarie, da lì all'opposta riva di San Marco. E Gaspare Biondetti Crovato va più in là e sistema il terminal ferroviario addirittura all'isola di San Giorgio. Ah, non basta ancora. Nel 1852 Giovanni Busetto, detto Fisola, un imprenditore rampante, decide che il futuro di Venezia è il turismo balneare, e quindi propone la costruzione di un grande albergo, lo chiamerebbe Grande Albergo Cosmopolitano, con cabrine, ombrelloni, bazar, caffè, teatro, borsa, biliardi, giardini pensili, viali e fontane, sale da ballo e gabinetto di lettura. Il progetto di un certo Ludovico Cadorin prevede di allargare con un imbonimento la riva degli Schiavoni di una settantina di metri, così che vi si possa appoggiare un edificio alto 4 o più piani, largo 46 metri e lungo 600. Cioè il Palazzo Ducale lì accanto avrebbe fatto la figura di una gabbietta per canarini. Il progetto fu accolto in consiglio comunale, narrano le cronache dell'epoca, con applausi. Dopodiché, a proposito sempre di applausi, bisogna dire che il Consiglio Comunale ha ospitato delle idee altrettanto assurde, no?
Dicevo prima, c'era per esempio l'ipotesi di fare una serie di autostrade che si diramano attraverso la laguna, toccando quell'isola, con la circonvallazione lagunare e la modernissima siti di grattacieli a San Sebastiano, tangenziali sotterranei con parcheggi sotto la Basilica di San Marco, la sopraelevata a cavallo del ponte della ferrovia. Nel 1963 il sindaco Favaretto Fisca, che ebbe una celeberrima causa anche con Indro Montanelli, fu uno scontro durissimo fra Montanelli e Favaretto Fisca e altri dei suoi sodali, propose per rilanciare la città una monorotaia di cemento armato che, stesa, lo leggo su migliaia di tralicci, reggerà i vagoni come cabine di una funivia. Controindicazioni? Gli chiedo nessuna, risponde un cronista locale, perché purtroppo anche i giornalisti hanno contribuito spesso ad alcune pazzie. Scrive un cronista che i piloni, infatti, per far passare anche i transatlantici saranno alti fino a 35 metri. 35 metri. Allora uno dice, scusa, ma questi piloni alti 35 metri sulla laguna non saranno orrendi? Risposta, no, testuale, basterà semplicemente dipingerli coi colori della laguna. Cioè, grigio, azzurro, verdastro, eccetera. Ora, chiudo. Davanti a queste storie che ho molto sommariamente ricostruito, uno ha davvero l'idea che Venezia sia una città miracolata. Miracolata. Cioè, sopravvissuta a una serie di pazzi che hanno cercato di adeguarla ai tempi moderni. No? E davanti appunto a queste cronache uno legge poi il libro di Salvatore Settis che inquadra il tutto in una visione molto più larga di Venezia. Aveva ragione Ortalli a dirlo prima. Il libro, non vorrei che qualcuno poi equivocasse, ma il libro non è su Venezia, è anche su Venezia, ma Venezia, nonostante dia il titolo al libro, sia il filo conduttore, è la città simbolo scelta dal professor Settis per spiegare come la città, che è stato il cuore della civiltà umana per secoli, millenni, stia cambiando volto. Ci sono dentro alcune cose che a me ha colpito moltissimo, perché poi alcune cose basta metterle a fuoco e dici, ah sì, già è vero, però se non ti viene in mente 1 miliardo di persone che vive nelle banlieue, che vive nelle baracche ai confini delle città, danno l'idea di come la città stia davvero cambiando. In questo senso Venezia è una città davvero simbolo, però questo ve lo spiegherà meglio Salvatore Settis. Credo che la sintesi comunque sia quella che disse il grande fondatore della Francia moderna, il Leon Gambetta, che dopo l'invasione prussiana disse resistere, resistere, resistere. Grazie. Molte grazie, e dopo questa speranza che ci viene dall'aver resistito anche alle pazzie più incredibili, chiederei a Salvatore Settis di dirci lui qualcosa del suo libro, ringraziando intanto le persone che sono intervenute prima di lui. Grazie molte. Io intanto vorrei ringraziare l'Istituto Veneto che ha messo a nostra disposizione questa sala bellissima e che ha consentito anche a me questa esperienza così emozionante. Vorrei ringraziare in particolare Gerardo Ortalli che sta conducendo questo pomeriggio con grande stile.
E ovviamente ringrazio tutti quelli che hanno già parlato, ringrazio soprattutto voi tutti, è per me straordinariamente importante vedere tante persone intorno, vedere anche, sapere che ci sono tanti giovani, tanti studenti che sono qui. Forse però dovrei anche chiedervi scusa, in quanto non veneziano, proprio per avere messo Venezia nel titolo in un libro che non riguarda soltanto Venezia. L'ho fatto per una ragione specifica. Questo non è un libro, come è stato già detto giustamente, questo non è un libro su Venezia, è un libro sul destino della città storica che usa Venezia come esempio supremo di città storica. E ne sono, vorrei specificare anche, non sono così presuntuoso da pretendere di aver offerto con questo libro un manuale di quello che il vostro futuro sindaco dovrà fare in questa città. Non sono così presuntuoso da sapere di più di voi che vivete a Venezia. Non voglio proprio entrare in questo tipo di discorsi, meno che mai nei discorsi elettorali. In questi giorni, mentre mi preparavo a venire qui, ci sono degli altri interventi che farò in altre circostanze, anche, non so, a Mestre, a Marghera, eccetera. Più di uno mi hanno scritto email, anche persone sconosciute, dicendomi assolutamente non deve dire A, B, C, D. Oppure, in ogni caso deve dire E, F, G, cioè una serie di ingiunzioni straordinarie che dimostrano che potrebbero far apparire questa città come una città, come posso dire, litigiosa. Io invece prendo questi discorsi e queste presenze, anche soprattutto quelle delle persone che non conosco personalmente, come il senso di un dibattito molto importante, di un momento molto importante per questa città, che non è una città litigiosa, è una città generosa, lo ha dimostrato anche facendomi socio dell'Istituto Veneto, persino, e voglio anche dire anche questo come un altro piccolo titolo di venezianità d'accatto, non meritata per nulla, anche confratello onorario della Scuola Grande di San Rocco. Anche questo onore ho avuto dai veneziani. Però mi sento ugualmente forestiero e non voglio fingere, non voglio travestirmi da veneziano. Non vorrei parlare, dire altre cose dopo quello che è stato detto. Vorrei però ho pensato di dare un po' il senso di quello che il mio libro può dare e non può dare, leggendone 2 o 3 piccoli estratti per i prossimi 10 minuti, scegliendo i passi anche in relazione a quello che è stato già detto. Il primo passo che vi vorrei leggere riguarda proprio la città invisibile. Le città hanno un'anima? La distinzione e opposizione fra anima e corpo ha 1000 declinazioni e varianti in tutte le culture umane. Scegliamo Socrate. Per lui la psiche è il vero io, coscienza di sé e del mondo, principio di conoscenza, tribunale interiore, agente morale e razionale, guida di un operare secondo moralità. Cuore della condotta individuale è la cura dell'anima, cioè sapere quale sia il bene da perseguire e agire conforme ad esso nella polis, la città, la collettività dei cittadini. Anima e corpo non si contraddicono, ma si integrano come 2 aspetti della stessa individualità. Il corpo è strumento dell'anima che lo guida e ne controlla gli impulsi in nome e in vista di un fine eticamente elevato. Nelle pagine che seguono ho provato a usare l'antica dottrina di Socrate come una sorta di dispositivo metaforico che possa essere anche, che possa riguardare non solo l'individuo ma le comunità umane. Convivono infatti, come è stato già citato, questo mio passo è stato già citato, nella nostra esperienza una città di mura e una città di uomini. E nella città degli uomini c'è un'anima, quella della loro comunità, una città invisibile, unica anche in questo. Venezia offre un esempio straordinario, perché in tutte le altre città il problema principale oggi è la scomparsa quasi universale della distinzione forte fra città e campagna, fra lo spazio urbanizzato e lo spazio naturale che lo circonda. Una funzione che ebbero una volta le alte mura delle città medievali. Fino alla piena età moderna alcune città fortunate conservano le loro mura, penso a Lucca, altre invece le hanno perse, sono state abbattute in nome per l'appunto della modernità per creare stazioni ferroviarie, strade e così via. Venezia offre invece l'esempio supremo di una transizione dall'ordine della natura all'ordine della cultura per via d'acqua. La laguna, con la L maiuscola,
ecosistema che abbraccia e include la città, è ancora per Venezia quello che per altre città fu ed è in parte ancora la campagna. Il paesaggio lagunare era campagna anche perché luogo di coltivazioni, di approvvigionamento, ma una campagna strettamente legata alla città. La città invisibile cammina con noi, dentro di noi, la città invisibile siamo noi e naturalmente nell'usare la metafora della città invisibile ho pensato a un grande scrittore italiano che ho avuto la fortuna di conoscere, Italo Calvino, e di lui ho pensato per l'appunto al libro Le città invisibili e ne ho citato un passo che vorrei, pensando a Calvino e pensando a Venezia, leggervi brevemente. Tutte le città che Marco Polo descrive si assomigliano e Kublai Khan se ne accorge e gli dice: resta una città di cui non parli mai. Marco Polo chinò il capo. Venezia, disse il Khan. Marco sorrise. E di che altro credevi che io parlassi? L'imperatore non batté ciglio, eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. E Polo, ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. E il Khan, quando ti chiedo di altre città, devo sentirti parlare di quelle, e di Venezia, quando chiedo di Venezia. E Marco Polo, per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città, che resta implicita, per me è Venezia. Le immagini della memoria, continua Polo, una volta fissate con le parole, si cancellano. Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando di altre città, l'ho già perduta a poco. Passo, credo, meraviglioso, che dice molto. Questo applauso per Italo Calvino lo faccio anch'io. E a proposito di città, anima e corpo, vi leggo un altro passo. Città fra le città, Venezia è paradigma della città storica, ma anche della città moderna. Per esempio Manhattan. Alcune pagine del mio libro sono dedicate a ricordare una storia nota, e cioè il fatto che nel progettare Manhattan, che ci crediate o no, il modello fu Venezia. Venezia è una macchina per pensare l'idea di città e le pratiche della cittadinanza, la vita urbana come sedimentazione storica, come esperienza dell'oggi, come progetto di un domani possibile. I problemi di Venezia hanno una complessità senza pari per il rapporto con l'ambiente circostante, per la sproporzione fra la suprema importanza della città storica e la cronica incapacità di chi l'ha amministrata, per il declino demografico, economico, culturale che l'affligge. Tuttavia, guardare a Venezia pensando solo a Venezia è sviante. I processi che vi sono in atto, in particolare lo svilimento e lo spopolamento della città storica, la retorica di una modernità standardizzata e l'ossessione del lucro sono problemi che si ritrovano identici anche altrove. Come un malato particolarmente grave, Venezia esibisce più di altre città le piaghe di un morbo assai diffuso. Come un malato particolarmente famoso, attira più di ogni altra l'attenzione del mondo. Perciò quel che accade a Venezia richiede speciale vigilanza, come sintomo e laboratorio del destino delle città storiche. Pensare la città è un esercizio non solo della mente, ma della democrazia e della politica, che richiede conoscenza del presente, ma anche uno sguardo lungo sul passato e sul futuro. In un altro scritto, Calvino dice: gli antichi rappresentavano lo spirito della città evocando i nomi degli dei che avevano presieduto la sua fondazione, nomi che erano personificazioni di attitudini vitali del comportamento umano o di elementi ambientali, corsi d'acqua, strutture del suolo, un tipo di vegetazione, la laguna, che dovevano garantire la persistenza della città attraverso le trasformazioni successive. Una città, scriveva poi Calvino, può passare attraverso catastrofi e medioevi, ma deve al momento giusto ritrovare i suoi dei. Gli dei di Venezia sono più esigenti di quelli di ogni altra città, perché più vario e produttivo fu qui l'agire degli uomini nella storia, e soprattutto perché più grande è qui la sfida dell'ambiente naturale, la sua simbiosi con la città. Perciò questa città preziosa,
unica, difficile nel suo singolarissimo rapporto con le acque e con la terraferma, in controtendenza rispetto al mondo, è il simbolo massimo, a livello planetario, della misura umana della città antica. Perciò essa ci provoca e ci interroga. Dobbiamo preservare questa esperienza dello spazio o diluirla, assoggettandola al pensiero unico che vorrebbe imporre un solo modello di neocittà identiche in tutto il mondo. È il modello che ispirava questi progetti di cui Gian Antonio Stella ci ha dato un divertente sommario. Oggi nulla è così mainstream, politicamente corretto, socialmente obbligato quanto esaltare e praticare la diversità. È di moda la diversità di genere, di orientamento sessuale, di religione, di cultura, e perché non dovrebbe essere di moda anche la diversità nei modelli delle città? Le città sono invece dominate da una crescente smania di omogeneizzarsi. Incarnazione della città storica e dei suoi stili di vita, Venezia è la cartina di tornasole del processo di dissoluzione dell'antica forma urbis, condannata ormai, sembra, a una condizione residuale. Il suo spopolarsi non è casuale, è pilotato dalle istituzioni che dovrebbero impedirlo e ha uno scopo inconfessato ma evidente: cancellarne la diversità, riducendo gli spazi creati per la conversazione civile a passivo scenario del turismo. A Venezia, come altrove, per salvare la città storica non basta riattivare la memoria del passato né assaporare il gusto del presente. Non basta nemmeno protestare. La mossa decisiva è riattivare la pratica della cittadinanza, il diritto alla città, elaborando un progetto che preservi l'unicità di questa città e che abbia come regole inaggirabili anche la priorità del valore d'uso della città sul valore di scambio, la funzione sociale della proprietà, il diritto dei cittadini al lavoro creativo, una politica per il diritto alla casa dei più giovani e per il diritto dei più giovani al loro futuro. Di un nuovo patto di cittadinanza c'è bisogno a Venezia come altrove, un patto di cittadinanza che deve cominciare da un forte impegno di chi se ne sente cittadino per stimolare le istituzioni e i politici a uno sguardo creativo sulla città, per far vivere la città storica, proiettarla nel futuro, elaborando nuove politiche, per invertire la logica perversa dell'esodo, favorendo la residenzialità, specialmente dei giovani, con forti incentivi anche fiscali. Arrestare, moderare, controllare lo sfrenato uso turistico alberghiero degli edifici e la proliferazione delle seconde case. 4 giorni è la media, 4 giorni l'anno è la media di chi abita a Venezia in una seconda casa. Vuol dire incoraggiare attività produttive anche tradizionali, manifatture, sostenere il lavoro creativo, ricongiungere città storica, laguna e terraferma, differenziando le funzioni, rilanciando i suoli agricoli, le valli da pesca, riutilizzando gli edifici vuoti o in rovina, le isole abbandonate, incentivando la ricerca e la formazione professionale e universitaria, favorendo la residenzialità degli studenti, cercare modelli, analizzare situazioni, valutare opportunità. Se pensiamo a Venezia come paradigma della città storica, anche la sua bellezza può diventare un argomento. La bellezza non è una merce, ma un patrimonio spirituale. E qui ho citato, vorrei riportarvi questa citazione, un passo molto bello di Hegel, in cui dice: non possiamo accettare un processo per cui il bello si trasforma in semplici cose. Il bosco sacro è ridotto al legname. Le immagini diventano cose che hanno occhi e non vedono, orecchie e non sentono. Gli ideali che non si possono ridurre a realtà commerciabile si considerano finzioni e ogni rapporto con essi appare gioco gratuito. Pensare alla città storica perciò vuol dire pensare alla comunità umana, il diritto al lavoro, il diritto alla città. Credo che in questo senso Venezia, l'aspirazione di Venezia deve essere quella non di essere una città, essendo supremamente diversa, dovrebbe essere una città supremamente normale e non diventarlo mediante quel tipo di operazioni che si sono state descritte e che sono molto simili a operazioni che si pensano oggi ancora di fare. Venezia come paradigma della città storica. E vorrei concludere citando non Hegel o Calvino, ma citando una scritta che ho visto oggi dal Vaporetto vicino a Rialto. Una scritta che dice, non la dico in veneziano se no sarei ridicolo, la dico in italiano: il cuore non si vende. Venezia è il cuore del mondo, non può essere venduta.
Ringrazio. Molto bene, molte grazie. Questi applausi mi impediscono di aggiungere qualsiasi altra cosa. Forse ci sarebbe tempo per qualche rapida domanda. La cosa è difficile dato l'afflusso di pubblico che ci onora, ma ci crea qualche problema. In ogni caso, Salvatore, se sei disposto, forse qualche domanda rapida possiamo chiederla al pubblico, se c'è qualcuno che ha intenzione.